Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Un Veneto che si prepara, e questo lo sappiamo dalle nostre redazioni, ma anche da quello che ci scrivete voi telespettatori, alle riaperture del 26, o almeno quelle che saranno le prime riaperture del 26 di aprile. Un Veneto che sta già marciando rapidamente verso una situazione di normalità. Vedremo poi i dati sia per quanto riguarda l'emergenza coronavirus dal punto di vista dei contagi e della sanità, sia per quanto riguarda i vaccini, perché continua la campagna vaccinale indispensabile per poter arrivare a una copertura della popolazione tale da mettere in sicurezza soprattutto le fasce più a rischio, le persone anziane, le persone fragili dal punto di vista della salute, quindi poter arrivare quanto prima a una, come dicevamo prima, a una nuova normalità. Noi siamo già pronti per andare con il primo collegamento di giornata con Padova, dove c'è la nostra Chiara Gaiani. Prima di mandare in onda le chiediamo un cenno di via libera per... Benissimo, allora pollice su, quindi possiamo andare in collegamento con Chiara Gaiani, Cristian Roccaiende, appena arrivati alla fiera di Padova dove prosegue la campagna vaccinale. Quali sono le novità? Buongiorno Chiara. Buongiorno Ferdinando e buongiorno a tutti i telespettatori. In realtà stiamo proprio uscendo dal padiglione 6 della Fiera di Padova, perché siamo andati a vedere appunto con il collega Cristian Roccaiende come stava andando questa prima giornata di accesso libero dalle 11 alle 13 di oggi e dalle 11 alle 13 di domani. Qui in Fiera a Padova si può entrare per chi ha over 80, cioè per le persone anziane con più di 80 anni, si può entrare, si può avere accesso libero per la vaccinazione. Come potete vedere, il parcheggio è semivuoto e vi garantisco che è così anche all'interno del padiglione 6 della fiera. Ci sono molti ambulatori che non stanno vaccinando. Qui potenzialmente insomma sono 20 le linee vaccinali che potrebbero essere in funzione. Ci hanno dato ovviamente delle spiegazioni diverse. La versione dell'ULSS è una versione in parte anche confermata da quello che è accaduto nelle scorse settimane. Molti anziani over 80 sono già stati vaccinati nel territorio della provincia di Padova, molti hanno già ricevuto anche la seconda dose. Ve lo dico per esperienza personale, perché tra questi molti c'è anche la mia mamma, c'è anche mio suocero che hanno già ricevuto anche la seconda dose, quindi insomma hanno finito il loro iter di copertura. L'ULSS 6 all'inizio aveva adottato questo meccanismo di inviare a casa la lettera alle persone destinatarie della vaccinazione, e finché c'è stata una disponibilità continua di vaccini questo ha funzionato. Che cosa si è inceppato nel meccanismo? Il fatto che purtroppo ci sono state quelle giornate di blocco nella vaccinazione, e anche il fatto che adesso le persone con over 80 senza una patologia, quindi in base a quella che è la decisione del medico vaccinatore, che ha proprio la possibilità di decidere che vaccino fare, a molti viene offerto il vaccino AstraZeneca, e molte persone ci hanno anche raccontato così, anche alcuni medici vaccinatori purtroppo decidono di non accettare la vaccinazione e di tornare a casa. Vedremo come andrà in queste 2 giornate. Sono una trentina le persone che sono arrivate ad accesso libero. Noi ne abbiamo avvicinate alcune, una signora che ha fatto AstraZeneca ed era molto felice di averlo fatto, una signora che ci ha raccontato: sono molto felice perché non ero rientrata in nessuna delle liste vaccinali essendo domiciliata, quindi sapete quei casi un po' burocratici che sono sempre immagini, sono riuscita a farlo grazie all'accesso libero. Quindi insomma ci sono le due facce della medaglia. Intanto qui il centro è aperto, i medici sono a disposizione, le prenotazioni per gli over 80, ci diceva la responsabile dell'ULSS presente sul posto, sono tutte esaurite, quindi diciamo che comunque continuerà l'attività. Per quanto riguarda l'accesso libero, per ora sono state appunto solo una trentina di persone. Chiara, allora, a parte queste notizie molto importanti che ci danno un po' il quadro della situazione legata ai vaccini, poi noi abbiamo già i dati arrivati dalla Regione per quanto riguarda le vaccinazioni degli ultimi giorni, quindi potremo fare un po' di chiarezza anche con i nostri telespettatori. Ti chiedo un'informazione: ci sono novità per quanto riguarda le persone che decidono di non essere vaccinate con l'AstraZeneca perché vogliono un altro tipo di farmaco?
Ecco, per queste persone che cosa accadrà? Per gli over 80, diciamo a completamento di queste giornate di accesso libero, tra l'altro sappiamo che in questi giorni anche i medici di famiglia stanno vaccinando le persone che non si possono muovere da casa, quindi a completamento di questa grande fase saranno forniti gli elenchi ai sindaci che poi andranno proprio a cercare di capire in collaborazione con i medici di famiglia perché questi over 80 hanno deciso di non vaccinarsi e quindi credo insomma ci sarà questa fase interlocutoria anche di dialogo con le persone e con le famiglie per cercare poi di arrivare alla vaccinazione di queste persone. Io mi permetterei di aggiungere anche una cosa perché fatalità in fiera c'era anche il sindaco di Padova che abbiamo incrociato, il sindaco Sergio Giordani, che è venuto a fare il punto della situazione, ha ribadito la disponibilità da parte di Comune di Fiera di mettere a disposizione anche un altro padiglione per le vaccinazioni della fiera, il padiglione numero 8, pensate, ha potenzialmente una capienza doppia rispetto al padiglione numero 6 che già è molto vasto, insomma ve lo abbiamo raccontato anche nei nostri servizi, insomma in tutte queste settimane e lui ha ribadito quella insomma che è un'evidenza per le riaperture. Il 26 aprile il Veneto in giallo rafforzato potrà vedere molte attività, in modo particolare i locali pubblici, utilizzare gli spazi all'aperto per la riapertura. Il sindaco dice riapriamo sì, ma che poi non richiudiamo, insomma, Certo. e la vaccinazione resta insomma l'arma che abbiamo in questo momento a disposizione. Noi questa dichiarazione del sindaco Giordani l'abbiamo già inserita nella nostra scaletta perché la vostra redazione, come sempre, è molto rapida al mattino a raccogliere notizie, ha già preparato il servizio, quindi appena finiremo questo collegamento potremo far vedere anche le dichiarazioni di Giordani, ma credo che potremo far vedere anche qualche informazione di cronaca, Chiara. Sì, di cronaca potremmo far vedere una indagine che si è conclusa proprio in queste ore che riguarda un gruppo di ragazzi, erano 13, di questi solo 3 maggiorenni, che peraltro sono già stati denunciati, che si sono divertiti il 25 novembre a dar fuoco ad una bandiera italiana all'interno di un cassonetto in una piazza dell'Arcelle. I residenti hanno chiamato, sono intervenuti i carabinieri e questi ragazzi sono stati individuati e i 3 maggiorenni anche denunciati. Quindi non è diciamo che passateci la parola, un po' questo degrado giovanile che è sfociato poi sempre all'Arcella nelle devastazioni del cimitero, Certo. pare non essere proprio una novità o una cosa che emerge una volta ogni tanto, pare che ci sia forse sottofondo, covato nelle difficoltà di questo periodo molto complicato, che qualcosa stia succedendo ai ragazzi. Sì, purtroppo sicuramente. Allora, in questo caso parliamo di ragazzini che appartengono comunque alla comunità moldava, quindi pare addirittura insomma che avessero già creato dei problemi in precedenza e i residenti si lamentavano parecchio. Sappiamo, purtroppo vi abbiamo raccontato che cosa è successo proprio nel sabato santo, insomma la scoperta nel giorno diciamo dell'attesa della resurrezione per il mondo cristiano, della devastazione delle tombe nel cimitero dell'Arcella ha fatto molto male. Di sicuro insomma questo periodo di chiusura delle scuole, di impossibilità della socializzazione che è necessaria a questa età per i ragazzi. Tra l'altro molti di questi, mi riferisco all'episodio accaduto lo scorso novembre in una piazza appunto dell'Arcella, non avevano neppure la mascherina addosso, quindi proprio in barba a quelle che sono le regole fondamentali, no, per potersi anche muovere in questo momento di pandemia. Sicuramente insomma i ragazzi stanno pagando lo scotto di questo momento di difficoltà e di questo momento in cui ci è impedita la socializzazione. Le riaperture del 26 e soprattutto il fatto che questi ragazzi, in modo particolare i ragazzi che frequentano le scuole superiori in zona gialla rafforzata come dovrebbe essere il Veneto a partire dal 26 aprile, potranno tornare a scuola tutti in presenza, sicuramente
sicuramente sarà un aiuto per questi ragazzi, che avranno la possibilità di avere quantomeno, insomma, la sensazione di tornare ad una normalità in libertà vigilata, perché le regole comunque valgono anche in questo periodo, ma insomma avranno la possibilità forse di riacquistare un pezzetto di quella vita normale che a ragazzi di questa età sicuramente serve. L'ho raccontato già in altre occasioni, insomma io stessa vedo le difficoltà dei miei 2 figli, sono un po' più piccoli, sono preadolescenti, ma a questa età, e tutti siamo stati bambini, ragazzi, i 4 calci al pallone nel campetto della parrocchia, parlando insomma di comunità più piccole, sono decisamente fondamentali. La passeggiata con l'amico, con le amiche altrettanto. Sappiamo quanto bella sia questa età. Certo, la chiusura in casa e lo schermo di un computer non possono aiutare i ragazzi in questo momento, ed è davvero il momento di cambiare pagina, però cercando che questo cambio sia un cambio definitivo e che non sia un cambio che poi ci porta a tornare in questo. Io condivido pienamente quello che dice il sindaco di Padova, insomma, sindaco di Padova, personalissima sindaco opinione. di Padova, che sentiremo fra qualche istante, posto che 4 calci al pallone fanno bene anche magari a chi ha qualche annetto in più, e quindi magari una nuotata in piscina. Una nuotata in piscina, ma insomma penso che tornare a fare un po' di sport seriamente, nel senso fuori da quelle piccole parentesi di passeggiate o giri in bicicletta che molti hanno fatto in questo periodo, possa essere utile davvero per tutti quanti. Allora Chiara, come sempre esaustivi e notizie importanti che ci arrivano da Padova, come sempre rinnoviamo l'invito, dovessero arrivare novità le diamo qui in diretta, quindi non esitate a contattarci, non esitate a chiamarci via Skype. Ringraziamo anche Cristian Rocchiaiende per la parte tecnica e vi auguriamo buon lavoro e buona giornata. Grazie, buona giornata a voi. Torniamo in studio. Allora, avete sentito molte novità da Padova, andiamo subito a vederle. Andiamo a vedere questa indagine che ha portato a identificare i 13 ragazzini che avevano bruciato il tricolore per vendetta. Le fiamme avevano intaccato solo un angolo del tricolore perché i residenti, già provati per i loro continui schiamazzi, avevano subito chiamato i carabinieri. Era il 25 novembre quando in piazza Dalla Vecchia, all'Arcello, un gruppetto di ragazzi, sembra per vendetta nei confronti dei residenti, aveva dato vita all'improvvisato rogo di una bandiera italiana gettata in un cestino cantando a squarciagola l'inno della Moldavia. Le indagini dei carabinieri di Padova, che subito avevano fermato alcuni ragazzi e li avevano costretti a ripulire tutto, hanno permesso di chiudere il cerchio. 13 giovani presenti armati di smartphone a riprendere la scena. Proprio le immagini registrate dai telefoni e sequestrate dai militari sono la principale prova d'accusa per la procura di Padova. 3 maggiorenni, 2 sono ragazze, sono stati denunciati. Degli altri 10 si occuperà il Tribunale dei minori. La nostra collega Chiara Gaiani ci aveva annunciato un'intervista, una breve dichiarazione del sindaco di Padova, Sergio Giordani, che poco dopo la notizia data dal premier Mario Draghi delle possibili riaperture del 26, di cui parleremo poi fra poco, aveva detto: siamo già pronti a ripartire, Padova in particolar modo, ma sappiamo che tutto il Veneto è pronto a ripartire di slancio. Il pericolo, la paura soprattutto degli amministratori è quella di tornare indietro se le aperture non saranno organizzate in un certo modo, se non ci saranno tutte le attenzioni, quindi da parte di chi amministra, ma anche di chi scende poi in strada, di chi esce di casa per ritrovare la sua vita. Se tutti non saremo attenti, il rischio è di tornare indietro, perché la campagna vaccinale deve ancora arrivare al suo culmine e quindi i rischi effettivamente ci sono. Lo stesso Mario Draghi ieri aveva detto, testuali parole: il governo sulle aperture ha preso un rischio ragionato, un rischio fondato sui dati che sono in miglioramento, ovvero migliora la situazione contingente, si può pensare a ritornare un po' alla volta alla normalità, ma con la massima attenzione, perché il coronavirus circola ancora, quindi mascherine e almeno igienizzazione delle mani ci faranno compagnia per molto tempo ancora. Quindi andiamo a sentire che cosa ha detto il sindaco di Padova su questo argomento. Il 26 ricominciano le aperture, graduale, in sicurezza, come ha detto il premier Draghi. Bisogna stare attenti, non vogliamo tornare indietro, però il lavoro, vi garantisco una cosa che tutti voi sapete è importantissima. Prima la salute e poi il lavoro.
ma è importante che ognuno di noi faccia la sua parte. Come amministrazione comunale ci siamo impegnati moltissimo e ci stiamo impegnando, spazi aperti e verdi, prati attici, e siamo pronti a ripartire con i musei e le mostre. Un'estate ricca di avvenimenti, perché abbiamo messo 250.000 euro per far sì che la città sia più viva, che ritorni piacevole come prima. Tutti quanti dobbiamo lavorare in questo senso, è importantissimo. La città abbiamo perso turisti, abbiamo perso gli studenti universitari. Bisogna ripartire. E ripartire significa una cosa sola: stare tranquilli e sicuri di non ritornare indietro. Per cui chiedo uno sforzo a tutti, è bello ritrovarsi, ripartire, è bello in queste giornate piacevolissime che sta arrivando la primavera, però stiamo attenti, non vogliamo tornare indietro. Come amministrazione stiamo attendendo il massimo e saremo ancora più vicini ai giovani, agli anziani, a tutti, perché Padova deve ritornare come prima e meglio di prima. Il sindaco di Padova ha detto che Padova deve ritornare come prima e meglio di prima. Questo vale naturalmente per tutti i veneti. Si è parlato anche in questo intervento della bella stagione che si sta avvicinando molto rapidamente dopo un periodo un po' particolare, un po' strano. Chi meglio di Nicolas Faronato della pagina Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa può dirci che cosa abbiamo vissuto in queste ultime 2 settimane e magari limitatamente a quelle che sono le possibilità previsionali di dirci che cosa accadrà nell'immediato futuro. Buongiorno Nicolas. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Allora, partiamo dal passato. Che cosa abbiamo vissuto, che cosa abbiamo visto negli ultimi giorni di così particolare? Beh, diciamo che abbiamo attraversato un periodo decisamente fuori stagione, con temperature spesso fresche, caminetti delle case accesi per gran parte del giorno. Finalmente però c'è anche da dire che è arrivata la pioggia, che ce n'era tanto bisogno. Però è anche importante dire che in questi 3 giorni dell'inizio della settimana instabili che abbiamo provato sulla nostra pelle è praticamente caduta la pioggia di tutto il mese di aprile. Quindi un'altra anomalia. La pioggia ovviamente non ha creato particolari disagi perché venivamo da un periodo piuttosto secco, quindi insomma la terra ha assorbito alla grande la manna dal cielo che è caduta copiosa proprio tra soprattutto lunedì e martedì mattina. Però c'è anche da dire che lunedì, solo nella giornata di lunedì, in parecchie zone del Bassanese, ma comunque della Pedemontana in generale, hanno toccato valori di 60-80 mm in 24 ore, quindi insomma valori abbastanza notevoli, ecco, per le nostre zone. Oltre alla pioggia è caduta anche una grandine un po' particolare. Adesso magari mentre tu ci racconti che cosa è successo, perché molti hanno seguito le notizie sul TG Bassano di Rete Veneta, ma qualcun altro magari che in questo momento ci segue dal Veneto non sa che cos'è accaduto a queste parti. Insomma, Bassano e il Bassanese si è ritrovata coperta da una specie di nevicata che nevicata non era. Che cos'è successo? Sì, dici bene. Martedì, tra il pomeriggio e la serata, quando insomma diciamo che il grosso del peggioramento sembrava che stesse appunto insomma lasciando spazio a qualche schiarita in più, l'aria fredda fluita in quota appunto tra lunedì e martedì mattina. Ricordiamolo che in quota fino a lunedì pomeriggio, tardo pomeriggio, nevicava fino a pioveva fino a 1.800-1.900 metri, mentre invece martedì mattina ci siamo svegliati con la neve fin verso i 600-700 metri, quindi veramente un calo notevole. Quest'aria fredda ha fatto sì che appunto poi nella giornata di martedì, allo sbocco della Val Sugana, ma non solo, anche allo sbocco della Val del Piave, anche la zona di Cornuda è stata colpita da un temporale molto simile, anche se in maniera un po' meno intensa rispetto al Bassanese. Comunque quest'aria fredda fluida ha fatto sì che si formasse questo temporale molto isolato, si è formato proprio nella zona tra Romano Alto, Solagna e Pova del Grappa, e poi è sceso tra Romano Sud, zona di Fellette, zona Tosano, zona Grifone, ha un po' sfiorato il centro di Bassano perché sì, è stato colpito, però non in maniera intensa come invece in altre zone, e è riuscito a sganciare questo fenomeno che si chiama Graupel, che, attenzione, non è grandine, ma sono proprio delle vere palline di ghiaccio che scendono. È molto simile al colesterolo, io lo paragono, perché sono palline leggerissime che rimbalzano, che però quando scendono in maniera copiosa, come hanno fatto martedì in prima serata, sono in grado di imbiancare il paesaggio e soprattutto di far precipitare la temperatura, perché avevamo circa 4 gradi con
un paesaggio completamente imbiancato, non da neve, non da grandine, ma da questo fenomeno che si chiama appunto Graupel, e quindi era una situazione più invernale che simil primaverile. Certo. Però insomma dai, è stata una cosa per fortuna durata poco, perché insomma si è scatenato tutto nel giro di mezz'oretta, poi è migliorato subito, però le basse temperature che poi anche in notata ci sono state, perché comunque è ghiacciato in parecchie zone, siamo arrivati intorno ai 0-+1 gradi, quindi la grandine, la chiamo grandine, però appunto ripeto è Graupel, questo fenomeno molto particolare è resistito, e anche mercoledì mattina ci siamo risvegliati con il paesaggio imbiancato, quindi ecco, una cosa veramente molto bizzarra, ecco. Ricordiamo ai nostri telespettatori che le foto o i video che sono passati fino adesso sull'intervista, su questo intervento di Nicola Sfaronato, non erano immagini di una nevicata, ma era questo fenomeno che è stato appena descritto. Avete visto quanto simile fosse a una nevicata. Invece adesso, Nicolas, non so se tu riesci a vederlo dal tuo dispositivo, stiamo facendo vedere il sacrario dell'Eiten Asiago, quindi in questo momento proprio alle 12:20, e insomma la neve se ne sta andando. È plausibile che sia l'ultima neve che vedremo quest'anno? Sì, dici bene, la neve se ne sta andando, insomma, anche perché nonostante le temperature comunque siano abbastanza fredde durante le ore notturne, tuttavia però abbiamo già superato la metà di aprile, quindi diciamo che Asiago a 1000 metri, vederla con la neve, sì, ovviamente è già capitato, è fattibile, però è chiaro che non era una nevicata che, nonostante comunque il manto fosse abbastanza spesso, potesse tenere il paesaggio imbiancato per tantissimo tempo. Diciamo che per quelle quote potrebbe essere l'ultima nevicata effettivamente, però comunque per i prossimi giorni è attesa ancora un po' di variabilità. Benissimo. Con un ulteriore incremento del manto nevoso in montagna, però questa volta solo a quote alte. Parliamo di quote probabilmente sopra i 1500 metri tra domani e lunedì, ma probabilmente andremo anche oltre i 1800-1900 a partire poi tra lunedì pomeriggio, sera e poi martedì. Allora, questa variabilità praticamente dovrebbe accompagnarci sia per domani domenica che poi anche per l'inizio di settimana, quindi con alternanza di schiarite, annuvolamenti, improvvisi acquazzoni, piovaschi, nevicati in montagna, comunque insomma una cosa non proprio, diciamo, che potrebbe dar cause di disagio o cose così, insomma, anche perché si tratta appunto di fenomeni che saranno comunque da deboli a sporadici, quindi anche in montagna non aspettiamoci grossi accumuli, e le temperature tra l'altro dovrebbero anche essere in ulteriore leggero aumento nei prossimi giorni, quindi insomma dai, però ovviamente è difficile programmare attività all'aperto con questa variabilità, perché appunto potremo passare dalle ampie schiarite magari del mattino a magari qualche nube in più nel pomeriggio, accompagnata appunto, come dicevo, anche da qualche acquazzone, ecco, quindi insomma tempo inaffidabile, ecco, lo definirei. Stiamo vedendo in questo momento un'immagine del sacrario di Cima Grappa, vediamo che di neve lassù ce n'è ancora, quindi siamo in quota. Naturalmente poco prima abbiamo visto anche le immagini del Monte Verena, neve in altura ce n'è, vediamo che cosa succederà nel fine settimana. Nicolas, prima di lasciarti andare, intanto grazie per questa parentesi sul meteo, e grazie anche a Fabio Verin che ci segue dalla regia con tutte queste webcam, immagini che vi possiamo far vedere in diretta. Abbiamo giusto 2 minuti per chiederti di cambiare d'abito e passare dalla parte degli esercenti, perché insomma la tua attività è anche quella di avere un bar, e queste novità che sono arrivate, quelle dell'apertura del 26, della possibilità di arrivare, di tornare a una normalità, come ti sembrano? Beh, diciamo che da barista sono molto carico per questa notizia arrivata, insomma, sinceramente pensavo che anche, diciamo, la festività del 1° maggio fosse andata mangiata, ecco, passatemi il termine, e si riaprisse il 3, però insomma dai, hanno anticipato di una settimana, è sempre una settimana in più di lavoro, ormai lo dico e lo dirò sempre, quel che è stato, quel che è stato perso non si recupera più, perché comunque è stato perso e basta. Le spese però, ahimè, ci sono state comunque, quindi è questo quello che ci ha demoralizzato di più, perché comunque le spese sono rimaste tali, ristori se ne sono visti ben pochi, tra l'altro
non so se ne avete parlato, però anche l'ultimo decreto sostegni che è stato fatto, secondo me è stata fatta una grande beffa tutta organizzata, perché comunque, anche sentendo i colleghi baristi, tutti quanti eravamo in perdita tra il 27 e il 29%, ma ovviamente chi doveva avere il ristoro doveva appunto avere una perdita almeno del 30%, quindi secondo me questo decreto è stato fatto proprio a pennello per lasciar fuori tanta e purtroppo tanta gente. Tuttavia speriamo di riaprire, speriamo che finalmente sia una decisione definitiva, e ora attendiamo un attimo le regole, perché c'è ancora parecchia confusione, mi sembra, perché c'è chi dice che sia solo all'aperto, chi anche al chiuso, chi 2 metri, chi 1 metro, chi anche alla sera, chi si chiude alle 18, quindi c'è ancora un po' di confusione. E attendiamo insomma i prossimi aggiornamenti e speriamo che si riapri. Insomma, la gente, guarda, io vedo, sono aperto per asporto, ma ha tanta voglia di uscire, e ovviamente lo sappiamo, dobbiamo rispettare le regole, il distanziamento sociale che è fondamentale, e speriamo insomma che Dio questa volta ce la mandi buona, ecco, non so che altro dire. Allora ci uniamo a questo auspicio, ringraziamo Nicolas Faronato in doppia veste di esperto di meteo e di esercente. Ci sentiremo nei prossimi giorni per capire come sarà andata sia la parte meteorologica sia la parte poi di avvicinamento alle riaperture. Intanto ti ringraziamo e ti auguriamo un buon fine settimana. Grazie ancora. Ringrazio te, ringrazio tutti, ciao a tutti, buon weekend. Torniamo in studio, ringraziamo ancora Nicolas Faronato. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, però state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, per raccontarvi quello che sta accadendo nella nostra regione. Siamo stati all'inizio della nostra trasmissione a Padova a vedere la situazione vaccinale, abbiamo parlato anche di meteo, di quello che è successo negli ultimi giorni, di quello che accadrà probabilmente in un fine settimana che potrebbe essere all'insegna della variabilità, e il nostro ospite, in questo caso Nicolas Faronato, si è anche vestito della sua attività di esercente per raccontarci le prime reazioni della categoria dopo gli annunci del Premier Draghi di ieri delle possibili riaperture a partire dal 26 di aprile. Noi adesso vorremmo farvi vedere delle immagini che ci arrivano da Bassano, ma chiedo alla regia se siamo pronti o se possiamo andare con altri servizi. Allora, prima di andare a vedere queste immagini molto, molto interessanti che arrivano dal Ponte Vecchio, Ponte degli Alpini, sottoposto in questo periodo ai lavori di restauro che sono quasi alla fine, ormai si è arrivati alla posa della pavimentazione, si sta portando avanti quella che è l'installazione delle nuove luci che sono sia sotto il ponte, quindi sul Brenta, sia proprio sotto la copertura, sotto il tetto. Ricordiamo il Ponte Vecchio, Ponte degli Alpini, un ponte coperto fra i più belli, probabilmente fra i più belli d'Italia di sicuro, ma insomma ce lo invidia tutto il mondo. Sono moltissime le persone che vengono da tutte le parti del mondo per vederlo, e quando saranno finiti i lavori potranno vederlo liberato da tutte le transenne, da tutti quei che sono da tutti quelli che sono quelle sovrastrutture che hanno permesso le lavorazioni fino a qui. Per noi in questo momento sul ponte di Bassano, sul Ponte Vecchio, Ponte degli Alpini, chiamatelo come volete, c'è Vanessa Banzato a metà strada tra il traffico di andata e quello di ritorno, perché sappiamo che il ponte è a senso unico, e vediamo anche parecchia gente che si muove. Quindi buongiorno Vanessa, qual è la situazione del ponte in questo momento? Buongiorno Ferdinando. Hai detto bene tu, parecchia gente. In effetti sì, in questa giornata di sabato sono tantissime le persone che abbiamo incontrato sia in centro città ma anche proprio sul monumento nazionale. C'è chi attraversa per recarsi direttamente in centro in occasione del mercato, c'è chi invece magari si ferma anche per bere l'aperitivo, il caffè nei locali che si trovano in Angarano. L'elemento e l'argomento principe
ovviamente quello della pavimentazione del ponte. Allora io chiederei a Renzo Rigon, che si trova come se mostra un pezzettino, un lembo di pavimentazione che si vede ancora molto poco, perché appunto è tutto coperto dai teli per cercare di preservare al massimo appunto questa pavimentazione in vista proprio dell'ultimazione dei lavori, una pavimentazione che sta dividendo e non poco i bassanesi. Perché? Perché abbiamo chiesto direttamente alle persone che abbiamo incontrato in entrata e in uscita dal ponte vecchio di Bassano se si aspettavano intanto un esito simile per quanto concerne la pavimentazione, e sono stati in tanti che hanno detto no, così proprio non ce l'aspettavamo. C'è chi ha detto no, non mi piace proprio, io arrivo, sono nato e cresciuto proprio sul fiume, conosco bene il Ponte Vecchio, l'ho visto fin da quando era piccolo, magari sono persone di una certa età e dicono appunto che così non va bene per loro. Ricordiamo questo agglomerato di sassi del Brenta che è stato posizionato con delle tavole, delle grandi tavole sul ponte, quindi la parte del calpestabile. A lato, ricordiamo ancora una volta, c'è il marmo che è stato tolto dalla precedente pavimentazione, è stato ripulito, sistemato e quant'altro, ed è stato riposizionato ai lati, su entrambi i lati del ponte, e poi in mezzo questo agglomerato di sassi del Brenta. Ecco, il fatto che siano sassi del Brenta per alcuni è un elemento positivo, c'è da capire ancora però come verrà fuori alla fine. Sono più le persone che dicono così non mi piace, così non mi va bene, che comunque quelli che sono contenti, ecco, dell'esito finale. Ferdinando. Vanessa, allora intanto è molto interessante questa raccolta proprio di impressioni da parte delle persone che stanno passando sopra il ponte adesso. Diciamo che quella della nuova pavimentazione è un po' il tema di questo periodo, perché i bassanesi sono curiosissimi, ma non solo loro, tutte le persone che amano la storia e che amano le tradizioni, il bello, diciamo, che hanno voglia di rivedere il ponte e vengono a vedere come sarà una volta che sarà finito il lavoro. Diciamo un po' che il polso però della situazione in media è quello di dire ormai siamo lì, finiamo, poi tireremo le somme per capire se è bello o non è bello, piace, giustamente si dice non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. In questo caso stiamo parlando però di un monumento nazionale di grande valore, di grande interesse. Diciamo che però mediamente il polso delle persone è quello di dire lo vogliamo vedere riaperto, lo vogliamo vedere libero da tutto, cosa che ci pare di ricordare entro un mese dovrebbe accadere, anche se non si arriverà a una manifestazione di apertura vera e propria. Certo, e tra l'altro le persone proprio hanno voglia di riappropriarsi del loro ponte. Pesa anche semplicemente adesso, per carità, è già un passo in avanti che si riesca a percorrerlo in ingresso e in uscita in questa maniera, perché appunto, come dicevi, senso unico di accesso e senso unico d'uscita dal ponte, però la gente ha voglia di riprendersi, poter ritornare totalmente a calpestare il loro ponte, il ponte, lo ricordiamo ancora una volta, dei bassanesi e delle bassanesi. Poi ecco, Ferdinando, io ne approfitterei anche per dirti che dicevo prima, abbiamo fatto un giro in centro, mi lego anche al appunto collegamento che hai avuto tu con Nicola Sfarronato, che questa volta ha parlato anche come barista, e abbiamo chiesto proprio alle persone come vedono queste riaperture dal 26 di aprile. Tutti d'accordo, tutti un coro unanime di persone che hanno detto era ora, finalmente, appena apre il ristorante mi fiondo, vado subito al ristorante, ne avevo bisogno. Quindi davvero questo passo, questa data è sentita in maniera molto positiva da tutte e da tutte le persone che abbiamo incrociato proprio in centro a Bassano, un mercato, poi si vedrà anche nei servizi di questa sera, un centro città e un mercato molto affollato, e quindi insomma l'idea di ritornare ai bei tempi, ai tempi pre-Covid. Allora Vanessa, ti ringraziamo moltissimo per queste informazioni, per queste immagini, grazie a Renzo Rigon, immagini molto interessanti del ponte. Fra pochi giorni
non ci saranno più le transenne, non ci saranno più i lavori, potremo raccontare di nuovo questo ponte, un po' una metafora del ritorno alla vita che cade proprio, quella della riapertura del ponte cadrà proprio nei giorni in cui si potrà tornare fuori. Siamo certi che arriveranno moltissime persone a vedere quel che è stato fatto e a godersi questo spettacolo a livello davvero mondiale, possiamo dirlo. Vanessa, noi ti ringraziamo, ti auguriamo buon lavoro e per tutto il resto diamo appuntamento ai nostri telespettatori nel TG Bassano di questa sera. Grazie a voi buona giornata, grazie. Torniamo in studio, avete visto le immagini, le prime immagini, perché ormai non era stato possibile vedere molto dei lavori del ponte fino a qualche giorno fa, adesso invece si vede bene, piace, non piace, questo magari chiediamo anche a voi, vi chiederemo nei prossimi giorni magari con un piccolo sondaggio via WhatsApp di farci sapere cosa ne pensate, quando si potrà andare a vedere da vicino, quando verrà un po' più riaperta l'aria sul ponte, di farci capire che cosa ne pensate, se vi piace, non vi piace, se la cosa non vi importa, perché magari dite l'importante è tornare a riaprirlo. È comunque un tema, come dicevamo prima, a livello nazionale, perché il Ponte Vecchio, ricordiamo, è un monumento nazionale. Il fatto che riapra fra pochi giorni è una bellissima notizia. Allora, noi adesso ricominciamo da capo, rifacciamo facciamo un riassunto delle puntate precedenti, cominciamo a parlare di quello che sta succedendo in questi giorni. Abbiamo parlato molto delle dichiarazioni del Premier Mario Draghi sulle riaperture del 26 aprile e andiamo a sentire allora che cosa era stato detto proprio del Premier durante la conferenza stampa nella quale sono stati annunciati i ritorni alla normalità. Si anticipano al 26 di questo mese l'introduzione della zona gialla, introducono un cambiamento rispetto al passato, nel senso che si dà precedenza alle attività all'aperto, quindi anche la ristorazione all'aperto, a pranzo e a cena, e alle scuole. Le scuole aprono, tutte le scuole, come si dice, di ogni ordine e grado, riaprono completamente in presenza nelle zone gialla e arancione. Sono le 15:40 quando il Premier Mario Draghi in conferenza stampa conferma le indiscrezioni che circolavano in tarda mattinata al termine della cabina di regia del governo. Il 26 aprile è la data delle prime riaperture con il ritorno della fascia gialla nelle regioni i cui dati epidemiologici saranno buoni. Con la decisione di oggi il governo ha preso un rischio ragionato però, un rischio fondato sui dati. I dati in miglioramento parlano di un R-Conti a 0,85 e di un'incidenza di 182, situazione legata, spiega il ministro Speranza, alle misure adottate e alla campagna vaccinale. A chi teme che si possa tornare indietro, a nuove chiusure, il Premier Draghi risponde facendo appello ai giusti comportamenti perché questi, sottolinea, saranno fondamentali insieme alle vaccinazioni che andranno avanti senza problemi. La probabilità che si debba tornare indietro è molto piccola, molto bassa. Il principio faro a cui guarda l'esecutivo in questa prima ripartenza è quello della gradualità che passa attraverso le attività all'aperto, dove, spiega Speranza, le possibilità di contagio sono inferiori rispetto ai luoghi chiusi. Questo principio proveremo ad applicarlo sicuramente sull'ambito della ristorazione, ma non solo nell'ambito della ristorazione, e ci accompagnerà in questa fase di transizione. L'idea che abbiamo è che dal 15 di maggio possano riaprire le piscine all'aperto. Altre idee che dal 1 di giugno si possano riattivare alcune attività connesse alle palestre. Ancora dal 1 di luglio possiamo immaginare attività di natura fieristica. Dal 26 aprile riaperti anche teatri, cinema e gli spettacoli, consentiti però solo all'aperto. Gli spostamenti che saranno concessi tra regioni, che saranno consentiti tra regioni gialle e poi con un pass, un certificato tra regioni di colore diverso. Un modello prudenziale, dunque, che mantiene il principio delle fasce, così come resta ancora in vigore al momento il coprifuoco alle 22. E dopo le dichiarazioni di Draghi sentiamo le dichiarazioni del presidente Luca Zaia sull'argomento riaperture, ma anche sui vaccini. Noi siamo un esercito senza munizioni, o meglio, ne abbiamo poche.
Le munizioni a cui fa riferimento il presidente Zaia altro non sono che le dosi di vaccino indispensabili per far girare al massimo i motori della macchina vaccinale. Al momento il 90% degli over 80 ha ricevuto almeno la prima dose. In questo fine settimana si punta a completare il target con una consapevolezza. Il 5% degli over 80 non si vuole vaccinare. Dato che corrisponde a 18.000 over 80 su un totale di 358.540, numero che emerge dopo l'intensa attività di porta a porta fatta da aziende sanitarie e medici di base e sindaci tra gli ultraottantenni. Un'ultima chiamata insomma in vista del Vax Day del fine settimana. Si proseguirà poi con le successive fasce d'età. Stiamo andando avanti anche con i 70-79 che ormai sono a fine giornata, sono il 60% vaccinati, 60% prima dose. Apriremo i 60-69, mi permetto di dire anche più velocemente di quello che potete pensare, e poi scendiamo ai 50-59, 40-49 fino ai 16-19. E il presidente Zaia ha annunciato per la settimana prossima la presentazione del calendario delle vaccinazioni per la restante popolazione veneta. La prossima settimana vi darò il famoso tabellone a colori dove ognuno in base all'età sa quando, comunque in teoria, su una previsione che faccia noi in base a uno standard di forniture, dovremmo iniziare a vaccinarci. In settimana vi daremo già, come si può dire, il mese nel quale dovrebbe iniziare la chiamata. Contiamo, se non ce la facciamo la prossima settimana, il massimo inizio dell'altra, annunciare anche, diciamo, date più precise. Ci vogliono vaccini, ma soprattutto il mio appello è affinché i vaccini ci debbono essere, ma ci sia quantomeno una programmazione da qua ai prossimi mesi di certezza sugli arrivi. Per quanto riguarda invece la ripartenza da fine mese, saranno riaperture graduali. Dobbiamo iniziare una fase di convivenza con obiettività e buon senso, quindi un'apertura graduale partendo dalla riaperta. Attenzione che non è un liberi tutti, attenzione che non è un liberi tutti, attenzione che il rischio è sempre dietro all'angolo. Con questa raccomandazione del governatore Luca Zaia, noi vi diamo appuntamento fra qualche minuto perché facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Andiamo avanti con le notizie dal Veneto e avete sentito, abbiamo parlato di riaperture, abbiamo sentito anche le dichiarazioni del Premier sulle riaperture, su come si arriverà a una nuova normalità. Le raccomandazioni sono tantissime, tutti dicono, anche la politica dice sì, bene, avviciniamoci alle riaperture, ma molta attenzione perché tornare indietro adesso sarebbe disastroso. Lo stesso Zaia in conclusione di conferenza stampa ha detto più volte non è un liberi tutti. Stiamo attenti. Le notizie delle riaperture hanno lasciato contenti molte delle aziende, molte delle attività del Veneto, anche se c'è qualcuno che dice le regole sono le stesse di prima, potevano farci riaprire molto prima. Ce ne hanno parlato alcuni negozianti di Vicenza. Sentite cosa ci hanno detto. Sul semaforo del contagio si accende il giallo per il Veneto con altre 8 regioni e 2 province autonome di Trento e Bolzano. Quello che per molte realtà chiuse o parzialmente aperte sembrava un miraggio, aprire già ad aprile, diventa dunque realtà e martedì 26 diventa la data simbolo. La svolta è dettata dai dati che vedono in queste regioni l'indice R con T sotto ad 1, ma niente fuochi d'artificio, il coprifuoco alle 22 è confermato. Riaperture sì, ma condizionate perché il Covid c'è, pertanto bar e ristoranti potranno tornare a servire i tavoli, ma solo se godono del plateatico e nel rispetto di tutta una serie di misure anti-Covid. Noi sono mesi e mesi che abbiamo distanziamento fra i tavoli, separé per i tavoli, usiamo i menù usa e getta, perciò quelli plastificati che possiamo, adesso passeremo a quello digitale, va bene, passeremo a quello digitale. Ma il problema è un altro, noi abbiamo un grossissimo problema, il problema di riaprire e lavorare in serenità. Una serenità che palestre e piscine dovranno ancora aspettare ad avere. Se sono consentite le attività sportive all'aperto, per tutto il resto dovranno attendere metà maggio per riaprire, misure anti-Covid adottate o meno. I famosi 7 metri quadri a persona non ci spaventano, è un limite che già abbiamo gestito nel precedente periodo restrittivo ed è un numero che ci permette di gestire il distanziamento
in tutti gli ambienti. La stagione invernale ormai è persa e quest'anno, anche per noi sportivi, è un anno da dimenticare. Restiamo speranzosi di recuperare nella stagione estiva, anche e soprattutto con le piscine scoperte in cui le attività si svolgono all'aperto. Senza dubbio sarebbe stato possibile aprire in sicurezza, dal momento che gli spazi sono adeguati, vuoi nella sala pesi, vuoi nella sala lotta, vuoi anche all'interno degli spogliatoi. Noi personalmente non consentiamo di fare doccia all'interno degli spazi e chiediamo agli atleti che mettano le proprie capi d'abbigliamento all'interno della borsa durante il periodo di allenamento, quindi la sicurezza è ampiamente dimostrata. E abbiamo avvicinato anche il consigliere regionale Gio Formaggio, in veste però non politica ma in quella di ristoratore, per una sua opinione su queste riaperture. Tavoli rovesciati, sedie ammassate, ma che cosa ci fa laggiù Gio Formaggio, che per raggiungerla deve usare una canna da pesca? A mezzogiorno in un ristorante ancora con i tavoli con le gambe per aria, non si può più andare avanti, non si può. Le regioni hanno proposto allo Stato 2 metri di distanza, in un locale così 10 persone te l'hanno già riempito. Come fanno a guadagnare? Dove si va? I plateatici fuori. Abbiamo dimostrato, è stato dimostrato che un contagio su 1000 avviene all'esterno. Lasciate lavorare all'esterno questa gente, lasciateli lavorare, nessuno vuole mance, sussidi o disperazione. Vogliamo lavorare, vogliamo avere la dignità di guadagnare i nostri soldi. Un'altra categoria che vuole tornare a lavorare e che potrà finalmente farlo è quella degli impianti natatori, delle piscine, delle palestre, di una certa parte dello sport. Siamo andati proprio in una piscina a vedere come potranno riaprire. Lo sport è benessere, stimola la mente e il corpo e centri sportivi come piscine e palestre continuano a rimanere chiuse. Ma oggi noi vogliamo dare un messaggio positivo e siamo venuti a vedere 2 strutture, una piscina e una palestra, come si stanno attrezzando per le possibili ed eventuali aperture di maggio. Dopo la pandemia, nella fase successiva al lockdown, siamo passati a 50-100 persone al giorno, con un calo di oltre il 60-70% del flusso di utenza. Noi abbiamo questo fattore benefico del cloro. Effettivamente la salubrità delle piscine sta proprio in questo agente che distrugge ogni forma di viralità, e addirittura abbiamo scoperto anche il coronavirus. Di minuto in minuto quest'acqua è controllata, sappiamo cosa avviene all'interno, quindi siamo in grado anche di valutare la batteriologia, tutto quello che potrebbe essere temibile per il nostro utente. Questa è la classica vasca natatoria, omologata poi per il circuito nazionale agonistico. Sono 25 metri per 16,5 con una profondità media di 1,50 m. Questa volta entriamo dentro la vasca senza acqua, un'esperienza completamente nuova. Sono 8 corsie, ogni corsia ha 2 metri di lunghezza, la profondità, lo vediamo, è circa 1,60 m. Tutta la struttura gestisce un flusso di acqua pari a 12 secondi di fiume Brenta che circola all'interno delle 3 piscine, garantendo un costante filtraggio e riciclo dell'acqua. È necessaria l'operazione del cloro combinato con l'acido e un pH neutro. Oltre alle 3 piscine, la struttura Aquapolis comprende anche una palestra accessibile a tutti i cittadini. Appena sarà possibile ricominciamo a fare sport per noi stessi, perché è forse il desiderio più grande che possiamo esaurire. Le strutture sono a favore del pubblico, il nostro primo impegno è il benessere della persona. E la voglia di ripartenza è altissima e per questo motivo noi di Rete Veneta vogliamo continuare a raccontarvi storie di altre attività desiderose di iniziare nuovamente ad operare nella totale sicurezza. Una sorta di inchiesta, un approfondimento appuntato, un lungo viaggio che ci porterà a scoprire, a vedere appunto come le varie attività vogliono e possono riaprire. Andremo nelle palestre, siamo stati nelle piscine, insomma vi porteremo a vedere che cosa è cambiato e come cambierà questo modo di fare sport da qui in avanti. Adesso passiamo, prima di chiudere, alla cronaca, perché la Guardia di Finanza di Bassano del Grappa, noi abbiamo anche già un video che possiamo farvi vedere se la regia, eccolo qua,
La Guardia di Finanza di Bassano del Grappa ha posto sotto sequestro un laboratorio di Rosà in seguito a un controllo effettuato per la verifica della sicurezza sul lavoro. Si tratta di un'azienda gestita da un cittadino cinese che produce sacchetti di tela per il confezionamento di prodotti calzaturieri. Il blitz è stato operato in collaborazione con l'Ispettorato al Lavoro e ha permesso di scoprire che alcune delle macchine da cucire erano collegate alla rete con i quadri elettrici aperti, con un pericolo costante quindi per gli operatori. L'ambiente principale del laboratorio stesso era ingombro, potete vedere, di una notevolissima quantità di materiale semilavorato e non c'era una segnaletica riguardante le vie di fuga in caso di emergenza. Molte inoltre le carenze dal punto di vista proprio della normativa sulla sicurezza sul lavoro. I sistemi antincendio addirittura erano quasi nascosti dietro un cumulo di materiale di scarto. Il titolare è stato denunciato e il giudice in indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha convalidato il sequestro preventivo dell'azienda, che potete vedere proprio in queste immagini che ci sono state inviate dalla Guardia di Finanza. Questa era la cronaca, sempre grazie alla regia di Fabio Verin possiamo farvi vedere anche tutti i video che ci arrivano qui in redazione, qui in studio direttamente. Prima di salutarvi vi facciamo vedere però una chiusura culturale molto interessante, una mostra che si svolgerà a Cittadella e che coinvolge anche il Canova. Michele Fanoli, dalla Venezia di Canova alla Parigi della Maison Goupil. È questo il titolo della mostra che aprirà i battenti il 14 maggio per chiuderli il 19 agosto a Palazzo Pretorio di Cittadella. Non sono solo le celebrazioni per gli 800 anni della città e della cinta muraria ad aver dato lo spunto alla mostra, ma anche i 200 anni dalla morte di Antonio Canova. Grazie a Leopoldo Cicognara hanno questa grandiosa idea di racchiudere in 5 tavole tutte le opere di Antonio Canova. E Fanoli vuole vederle e ritrarle tutte dal vivo e quindi andrà casa per casa dei nobili che possedevano le opere di Antonio Canova, andrà a Possagno proprio per disegnare singolarmente le 200 opere di Antonio Canova. Verrà esposto per la prima volta al pubblico l'autoritratto di Antonio Canova. Cosa abbiamo scoperto togliendo la tela dal telaio? Che nella pellicola sottostante l'autoritratto c'era un altro dipinto. La mostra Fanoli Canova, che poi vedrà legata a sé il restauro della chiesetta del Cristo Salvatore, l'oratorio di Canave, il recupero del palazzo di Via Marconi che verrà adibito a sede museale e naturalmente non ci possiamo dimenticare del Museo del Duomo che doveva aprire l'anno scorso ma aprirà a breve con la pala di Jacopo da Ponte, con la cenna di Emmaus. È il nostro Palazzo Pretorio, sede di mostre d'arte contemporanea. Quindi una possibilità di allargare quella che è la conoscenza del Canova. Ricordiamo il bicentenario della morte dello scultore, dell'artista in arrivo, quindi ve le racconteremo, vi racconteremo tutto quanto, vi racconteremo poi tutto quello che è successo nel territorio bassanese vicentino con i nostri telegiornali di questa sera. Ringraziamo Fabio Verin in regia e vi diamo appuntamento alla nostra informazione serale. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.